Assessore Pizzimenti, con la firma di oggi si apre una nuova fase per il trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia. Assolutamente sì, intanto si chiude la prima fase, che è quella della gara, che ha avuto anche dei strascici giudiziali che per fortuna sono stati positivi per la Regione, quindi da fine agosto in poi è partita la nuova fase che prevede la sottoscrizione come oggi il contratto, ma soprattutto la riorganizzazione del rapporto tra Regione e società di trasporto pubblico locale. Che cosa succederà adesso con i 3 milioni di chilometri in più che vengono messi a disposizione? Questa è la sfida per il futuro, è la sfida che ci dà anche entusiasmo perché andremo sul territorio. Io avevo pensato di suddividere la regione in 14 aree omogenee per il trasporto ovviamente e parlare con i rappresentanti degli enti locali, praticamente i sindaci, gli amministratori, gli assessori, per capire quali sono le esigenze del territorio. Come fa sempre la Giunta Federica, come fa sempre, almeno io come assessore, ma anche i miei colleghi, andiamo sul territorio, le sentiamo, capiamo se ci sono possibilità di soluzione dei problemi e cerchiamo di dare risposta agli utenti. Questa è la cosa più importante, soprattutto agli utenti. Un risparmio che permette anche il trasporto pubblico locale gratuito per le scuole. Sì, diciamo che una parte del risparmio che riusciamo a avere da questa gara lo abbiamo girato per l'abbattimento degli abbonamenti scolastici. Questo ovviamente va sempre nella direzione dell'aiuto alle famiglie e in questo caso l'aiuto allo studio. Presidente, con la firma di oggi si apre una nuova fase. Cosa ci aspetta al futuro? Dunque sicuramente più integrazione, intanto qualità, sempre più qualità, anche se teniamo conto che la qualità media del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia è già molto elevata, però ci aspetta soprattutto un'azione di sinergia, di integrazione, di intermodalità. Prima di tutto gomma con gomma, perché è evidente che ora le 4 aziende raggruppate in un unico soggetto consortile dovranno collaborare di più tra di loro. C'è anche un'integrazione della gomma con il ferro. Spero che non accada mai più che un autobus extraurbano, magari o anche urbano, arrivi in stazione e un minuto prima magari è partito il treno regionale e quindi c'è un'integrazione gomma-ferro. C'è poi un'integrazione con i voli, con gli aerei. Il polo intermodale è una grossa opportunità di sviluppo e di prospettive sotto questo profilo e quindi un'integrazione con gli aerei ed infine un'integrazione con l'acqua, con il mare, perché già oggi il Delfino Verde, i collegamenti con Grado, i collegamenti con Muggia sono già una dimostrazione di quella che può essere l'integrazione. Probabilmente sotto questo profilo dobbiamo fare di più e in questo modo diamo qualità al cliente storico, ma diamo anche una grossa mano allo sviluppo turistico della regione Friuli Venezia Giulia, perché sappiamo, tutti gli indicatori lo dicono, che l'attrattività turistica è molto collegata anche alla mobilità che una regione sa offrire.